Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 3 punti dividono Sassuolo e Pescara che si affrontano alla Braglia nell'8ª giornata di Serie B-Win. Dopo il grande spettacolo di Pescara al Vinoleffe, Zeman cerca conferme anche in trasferta. Il tecnico boemo deve rinunciare a Pinzoglio e Capuano convocati in Under 21, oltre che Romagnolo e Perrotta per infortunio, ma soprattutto Verratti ed Insigne. Pragmatismo e ordine tattico per il Sassuolo di Pea che schiera lo stesso modulo degli ospiti, il 4-3-3, arbitra Emilio Stinelli della sezione di Como. Il Sassuolo impiega esattamente 17 secondi per fulminare l'impreparata difesa del Pescara. L'azione parte dai piedi di Boissy che scatta sull'auto di sinistra, il cross arriva in area di rigore ed è Marchi a trafigge Anania dopo il tentativo di Bianchi, bravo a trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Avvio shock per gli uomini di Zeman, colpiti a freddo dall'aggressività dei neroverdi e dalla concretezza di Ettore Marchi al secondo centro in campionato, e anche il 17° gol stagionale subito dalla difesa abruzzese, una delle più perforate del torneo. Il primo pericolo del Pescara lo porta Giacomelli, preferito a Soddimo nello schieramento iniziale. Il giovane attaccante classe 90 prova a risolvere con un tiro dalla distanza che finisce di poco a lato. La conclusione non va giù a Pea, ex allenatore della primavera dell'Inter, che si fa sentire dalla panchina con la solita grinta. La pressione del Pescara aumenta minuto dopo minuto e con insistenza il tridente bianco-azzurro diventa più pericoloso. Dalla destra c'è un cross interessante di Sansovini che vede smarcatissimi sia Cascione che Giacomelli. I due si ostacolano a vicenda, sprecando una ghiottissima opportunità, ed è il momento migliore del Pescara che produce il massimo sforzo per arrivare all'1-1. Le prime istruzioni di Zeman hanno l'effetto immediato sugli 11 in campo. Gli ospiti con personalità provano a fare la partita. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Coffi a salvare il risultato sulla linea di porta in seguito al colpo di testa a botta sicura di Brosco. L'azione però non è finita perché il Pescara riconquista palla a centrocampo e imposta una nuova azione offensiva. Questa volta ci prova con Ciro Immobile. L'attaccante di proprietà della Juventus sale più in alto di tutti e accarezza il palo alla destra di Pomini, facendo tremare i tifosi del Braglia. Il ritmo poi cala, ma il Sassuolo riesce a mantenere il prezioso vantaggio fino al fischio del primo tempo. Nella seconda frazione di gara, dopo 3 minuti, Gianluca Sansone si divora un gol clamoroso solo davanti ad Anania, a conferma che i minuti iniziali sono indigesti al Pescara. Il controllo del folletto di Teramo è perfetto, il tiro è potente ma troppo centrale per sorprendere un attentissimo Anania, uno dei migliori in campo per il Pescara. Occasionissima per il neroverdi ed avvio ripresa per chiudere già la disputa. I primi minuti sono tutti a favore della squadra di Pea. Un tiro innocuo di Magnanelli diventa una grande chance da gol dopo la deviazione involontaria della difesa pescarese. La palla scivola lentamente verso il fondo sfiorando il palo. Gli ospiti, dopo aver preso le misure dell'avversario, provano con un tiro di alleggerimento. È Cascioni che da lontano sbaglia la mira con la sfera che termina alta sul montante. I biancazzurri prendono possesso del gioco, costringendo il Sassuolo a difendersi con quasi tutti gli uomini dietro la linea del centrocampo. Il cross di Zanon va a sbattere sulla traversa con Pomini che addirittura si gira battezzando la palla fuori. Sulla respinta Sansovini sbuccia malamente da posizione favorevolissima. Ma quando la partita sembra incanalarsi sui binari giusti per il Sassuolo, il Pescara riesce a trovare il gol in modo fortuito. Sul cross di Gesse interviene di testa il numero 7 Masucci che infila la sfera alle spalle di Pomini. 1-1 agguantato proprio nei minuti finali con la squadra di casa che dava l'impressione di poter agevolmente controllare le offensive degli abruzzesi, terza autorete a favore della formazione del tecnico boemo in questa stagione. Il Sassuolo tenta di reagire riversandosi in area avversaria, all'89esimo sfiora di nuovo il vantaggio con il capitano Piccioni che non sfrutta una palla vagante in piena area, ostacolato forse da altri due compagni di squadra davanti ad Anania. Dopo 8 giornate, Sassuolo e Pescara pareggiano la prima partita della stagione. Zeman trova continuità anche fuori casa, per Pea invece c'è il rammarico di non aver condotto in porto la 6ª vittoria che poteva assicurare il 2° posto in classifica.